Cosa potrà aspettarsi la montagna veneta dalla legislatura regionale che verrà? Se il Veneto confina con due regioni a statuto speciale come Friuli Venezia Giulia e Trentino Alto Adige, la provincia di Belluno vi è proprio incuneata. Innanzitutto dobbiamo dare attuazione pratica alla legge 25 che riconosce al bellunese una specificità, ma purtroppo Zaia non l'ha finanziata e quindi di fatto non serve a nulla. Una delle opzioni per dare peso alla montagna veneta sarà anche proprio quella di una sua rappresentanza all'interno di quella che sarebbe la giunta di Alessandra Moretti da presidente della regione. Valuteremo e sono sicura che sarà necessaria la presenza di un assessore del bellunese perché deve essere rappresentata quella zona. Una montagna che ha bisogno di futuro e il futuro non può che essere rappresentato dalle generazioni a venire. Non possiamo permetterci che la montagna più bella al mondo si desertifichi, cioè non venga più ritenuta attrattiva da parte dei giovani e quindi si spopoli.